Ciao amici, mi trovo all'Istituto Alberghiero Berti di Verona, che quest'oggi diventerà l'ambasciata del buon gusto del Parlamento della Legalità. Voi vi chiederete che cos'è l'ambasciata del buon gusto, che cos'è il Parlamento della Legalità, ma soprattutto cosa c'entri tu. Dunque dovete sapere che qualche mese fa sono stato fatto socio onorario di questa associazione che si occupa di sensibilizzare l'opinione pubblica a tutto quello che è legalità, ovvero la lotta alla mafia, la lotta alla corruzione, la lotta al crimine. Sono stato contattato da Adelino Fasoli, che è il responsabile della sezione di Verona. A far parte di questa associazione non ci sono solo io, ma ci sono svariati personaggi di spicco di Verona, tra cui in primis il nostro sindaco, la direttrice del carcere di Montorio o per esempio il capo della scuola di polizia di Peschiera. Ci sono esponenti religiosi ebraici, musulmani, tutti con un obiettivo comune. Chiaramente io sono stato scelto perché tra tutti questi esponenti di spicco non poteva mancare un cazzaro che parla sul web, ma siccome che uno era poco è stato fatto socio onorario anche un altro, il nostro Beppino. Dunque io vi invito a seguire sul sito ufficiale, che è www.parlamentodelalegalità.it, tutte le iniziative di questa bellissima associazione, e sicuramente andando avanti vi terremo informati su tutte le iniziative dell'associazione e sul modesto contributo che noi potremo dare per perseguire questa cosa bellissima che è la sensibilizzazione alla legalità. Dunque, mentre io intrattengo da buon veneto il vicepresidente Sardisco del Parlamento della Legalità, Giuseppe sta intrattenendo il presidente Niccolò Mannino. E volevo farti una domanda, Salvatore. Secca però. Secca. Come il vino. Come vi siete trovati in questi 4 giorni qua a Verona? Lo devo descrivere? Sì. Sicuro? Sì. Molto bene. Calorosi. È vero che c'è freddo, ma non l'ho sentito. Umidi, ma umidi di cuore, bello, appassionati. Ma poi devo dire grazie veramente al Veneto, perché è una terra bellissima. Come dicevano ieri gli alpini, è piena d'acqua e dove c'è acqua c'è vita. Grande, bellissima questa frase. È vero? Ma io tra l'altro ho visto che hai portato dei giovani. È il vino che mi fa parlare. No, ho visto che Io non bevo, hai però, portato attenzione. dei giovani delle scuole. Dopo li andiamo. Sì, ci sono parecchi giovani. Principalmente dobbiamo dire a loro. Ma chi sono questi giovani che vedo? Allora, sono del Liceo Basile di Monreale e dell'Istituto Ferrara di Palermo, dove anche a Palermo, dove c'è l'Istituto Ferrara, abbiamo il Parlamento della Legalità multietnico. Allora adesso andiamo a sentirli. Ecco, andiamoci, dai. Francesco, allora non vado bene con l'accento palermitano, no? Assolutamente no. Allora prova tu con l'accento veneto, via. 4 giorni che sei a Verona, cosa hai visto? Ho visto tante cose, però non mi ricordo i nomi di quello che ho visto. Ho visto l'Arena di Verona, ho visto Romeo e Giulietta, il balcone di Romeo e Giulietta, il balcone di Giulietta. ho toccato la tetta a Giulietta. Prima volta che eri a Verona? No, la prima volta che tocco le tette. Allora diciamo l'esperienza ti è servita. Sì, mi è servita molto. Sei un grande. Salvo, come sono stati questi 4 giorni qui a Verona? Allora, questi 4 giorni qua a Verona sono stati formativi, tanto formativi. Ringraziamo intanto il professore Mannino e il Parlamento della Legalità, che condividiamo noi, parlo come rappresentante degli studenti di Palermo, condividiamo e portiamo avanti il progetto del Parlamento della Legalità. Sono stati formativi, ringraziamo la scuola di Peschiera del Garda, la Polizia di Stato che ci ha permesso di fare questo gemellaggio e questo incontro. Perché voi, scusa, voi avete marciato questa mattina, sì, vero? Avete fatto la marcia? Sì, abbiamo marciato in segno e simbolo di amore verso la bandiera, nonché verso la patria, verso la nostra patria. Bravi. Dunque esperienza positiva? Sì, abbastanza positiva, formativa. Porteremo dentro di noi un ricordo permanente. Ok, grazie. Serviva la presenza femminile. Tu sei? Rachele, come sono stati questi 4 giorni qua a Verona? Ti sei trovata bene? Sì, molto bene, sono stati poi intensivi, belli, è un'esperienza che comunque ci ha formato e ci lascerà molto.
Bene, è la prima volta per te qua a Verona, sì? Sì, cioè sì. Verona sì. Ti è piaciuta? Sì, tutto bene? Sì, tanto. Bene, allora ti riaspettiamo Certo, a Verona, quando vuoi sei nostra ospite. Grazie. Rachele, ciao. Volevo chiudere questo reportage con Adelino Fasoli, che invece lui è veneto, e non a caso ci siamo messi dietro la vetrinetta dei liquori. Perché... Allora Adelino, Parlamento della legalità, sempre più iniziative. Sempre più fornito di persone in gamba. Anche oggi abbiamo avuto l'onore di dare l'attestato a socio onorario a 5 nuovi componenti, tra questo anche il console generale del Marocco, alle istituzioni e alle forze dell'ordine che sono sempre vicine a noi, e insieme con loro affrontiamo questo percorso sulla legalità. E allora noi vi invitiamo tutti a seguire il Parlamento della legalità su internet, al sito che lo ricordiamo, www.parlamentodelalegalità.it. Ciao ragazzi! Ciao!